Ed eccoci qua, amici telespettatori, abbiamo trovato Girolamo. Ciao Girolamo. Ciao Alberto. Allora Girolamo, quanti anni c'hai innanzitutto? Io 32. 32, tu praticamente è la seconda volta che vieni in televisione, Sì. giusto? La prima volta hai fatto un annuncio. Esatto. E oggi praticamente mi hanno contattato per farti fare il secondo annuncio. Comunque la vita è bella. Lo so, va bene. Allora, ascoltami Girolamo, che tipo di annuncio dobbiamo fare? Tu praticamente che cos'è che vai cercando? Io vai cercando la salute. La salute, cioè tu praticamente sei poco salutivo. No, sono poco salutivo comunque. Voglio abbastanza la salute e basta. Di solito mi hanno valore. Sì. E poi? E basta. Cioè praticamente di che cos'è che tu hai bisogno? Io d'un lavoro. Di un lavoro, quindi Sì. tu vai cercando naturalmente, Un lavoro. un lavoro. Sì. Che tipo di lavoro vai cercando, Girolamo? Qualsiasi lavoro. Qualsiasi lavoro. Sì. Tu che lavoro hai fatto in passato? Io muratore. Muratore, quindi sei pratico praticamente Sì. nel maneggiare Esatto, la cazzola. la cazzo. Va bene Girolamo. Quanto tempo è che non lavori? Io un mese. Un mese? Ah, poco. E come mai? Perché C'è crisi. c'è crisi. C'è crisi, quindi automaticamente non ti chiama nessuno. Esatto. Esatto. Tu hai detto sei di Mazzara del Valle, Sì. giusto? Sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Sì, tutto c'ho io. Ti puoi spostare la macchina, c'hai macchina, motore? C'ho la macchina, c'ho il motore, c'ho la bici, tutto. Tutto. Quindi problemi di spostarti? Non ce l'ho. Ascoltami, tu mi pare sei anche in cerca di una ragazza, giusto? No, ragazzi no, perché non mi interessa la ragazza. Le ragazze non ti No. interessano? E come mai? Ah, a come la mia mi viene a check. Ok, tu vuoi essere solamente cercato, Sì, da solo. da solo. Sì. Cioè non ti interessa praticamente trovare l'anima gemella, non so? No. Niente? Perché c'ho troppa esperienza. Troppa esperienza ti chiedo. Delle ragazze. Ah sì? Sì. Che è successo? Ah, le ragazze sono un diavolo in persona. Ah sì? Sì. E come mai? Che ti è successo? Raccontaci questa No, storia. sono gelosi, sono cattivi, sono ignorante e basta. Le ragazze? Sì. E come mai? Ah. Cioè perché hai un'opinione così? Perché Però, c'è- guarda, ti posso assicurare che Sì. non tutte le donne sono così. Tutto il mondo non si può fare, certo. Nella massa ci sarà sempre qualche Esatto, ragazza. per carità. Non lo giusto? metto in dubbio, va. E non può essere magari che questo tipo di ragazza ti starà guardando e ti vorrà contattare? Ah, ma dalla vita non si può sapere mai niente. Cioè? Me la cerco io la ragazza. Te la cerchi tu? Sì. Cioè praticamente te ne vai in giro Sì, e... me la cerco io. Vabbè, siamo qui vicino a un amico, ciao. Ciao. Allora, tu hai capito quello praticamente che va cercando Girolamo? Sì, sì, Girolamo va cercando un lavoro fisso, sistemativo, qualora si può sistemare anche con una ragazza. Dillo, non essere timido. Sì, no, la ragazza me la va. cerco io. E dove la trovi? Se non la trovi qua dove la Sembra che è un po' trovi? timido comunque. Sì, sì. Sono timido, tu lo Sì. sai. Vedi, è diventato però occhiale il rosso, ce l'ho. Sono sudato, infatti. Vabbè, Comunque. hai detto quanti anni c'hai Io Girolamo? 32. 32. E quanto tempo è Una praticamente gamba, che tu sei single? Io? 10 anni. No, 3 mesi. 3 mesi. Sì. Cioè tu 3 mesi fa eri fidanzato. Avevo una ragazza, vedi. Mia cugina. Avevi una ragazza. Sì. E come mai ti sei lasciato Girolamo? Ah, Che è successo? perché non si va d'accordo? E che è successo? Qual è stato il motivo per non andare d'accordo e lasciare? Perché è troppo gelosa, così. Gelosa di te? Sì. Ci fece le coine, Girolamo. Con un'altra donna? Sì. Allora ti piace andare con più donne? Esatto. Come mai? Perché la vita è questa. Come cacciatore. Ma se tu, sì, siamo d'accordo, ma se tu dico, se tu vuoi bene una persona e gli sei fedele, esatto, l'amore senza fedeltà non è amore. Vabbè, questo è pure Io vero. ti interrompo, una volta Girolamo mi ha detto una cosa, fedele sono solo i cani. Esatto. Giusto? Quindi per lui la fedeltà non esiste. No, no, Girolamo mi ha detto che solo i cani sono fedeli, l'uomo è cacciatore, dice. Quindi lui deve essere solo un cacciatore. Sì, Roberto, mi sbaglio. Cosa ha detto Peppe? Ma guarda, Girolamo, io sinceramente la penso in una maniera diversa. Perché? Per me l'amore senza fedeltà non è amore. L'amore c'è, però non si sarà quanto, è giusto o no? Non ci sarà anche il senso, io non l'ho capito. neanche io. Ho capito. L'amore c'è, però non si sa quanto. Ah, non si sa quando sarà l'amore. È giusto o no? Non si sa Esatto. quanto. Vabbè, comunque passiamo al nocciolo della situazione, giusto? L'annuncio che vuoi fare in televisione qual è? Io? Niente. Niente. Ma non c'è cercare lavoro. Ah, cerco lavoro e basta. E allora dillo. Io cerco lavoro. Io cerco lavoro. Devi dire specifica quale tipo di lavoro? Muratore. Per quelli che ti vorranno dare il lavoro, dove ti possono contattare? Dillo. A Stellamore siciliano. Anche da Peppadamo. Oppure? A Cantuccio. Ossia? Ah, alla mia casa. Sì, ma come fanno a conoscerti? Ah, La gente che ti vorrà dare lavoro, come fa a contattarti? vieni a ammazzare e mi vedono. E ti vedono? Sì. Ma già ti stanno vedendo in televisione? Allora, Vengono a ammazzare e mi vedono.
Va bene, abbiamo intervistato Girolamo, 32 anni, Sì. di Mazara del Vallo. Passiamo